Amici di Volley Veneto Benedetto, ben ritrovati sul canale YouTube della formazione Benecense. Questa sera partita in casa contro i giovanissimi atleti di Thiene Padova, una squadra che nelle ultime giornate di campionato è cresciuta veramente tanto, quindi sarà una partita tosta questa per i ragazzi di Adriano P, una partita che apre i 15 giorni più caldi della stagione. Infatti in 15 giorni Volley Veneto Benedetto affronterà i giovanissimi, la squadra forse più in forma del campionato, ovvero Thiene Padova, poi incontrerà a Venezia la terza in classifica Venezia, e poi dopo una settimana ancora qui alla Palasport di Bardolino incontrerà la formazione di Bassano, la seconda in classifica, quando mancano 5 giornate alla fine del campionato. Una classifica che al momento vede Volley Veneto Benacus il primo in classifica 51 punti, seguito da Bassano 44, e a seguire Venezia 36, Covruga 31, Piove 28, a Volley 27, Olimpo 26, Astra Volley 22, Padova 21. Non Salice 10, Nodi Cascarigere 10, a chiudere il fanalino di coda Serfamo questa sera incontrerà Bassano a 0 punti. Dicevamo una Padova che alla fine del girone d'andata era praticamente penultima in classifica, è riuscita ad arrivare a un punto dall'ottava in classifica Astra Volley, quindi una formazione in grandissima crescita. Non abbiamo ancora ovviamente i due assistenti di partenza. Presumo che Volley Veneto Benacus partirà con la stessa formazione scusate, sto scrivendo i numeri delle due squadre per vedere il sestetto in campo. Allora, la formazione di casa parte con il solito sistema di partenza, ovvero con Filippo Garola al palleggio in opposizione a Davide Di Giorgio, schiacciatori Tommaso Mazzola e Sasha Tarocco, al centro Tommaso Albrigo e Cristian Agostini libera Michele Viola. La formazione ospite adesso vi dirò anche come sono messi in campo, ma la partita parte con Tommaso Mazzola al servizio. Buona la ricezione, possibilità di attacco. 1-0 per Volley Veneto. Tentativo di attacco da posto 4 del giocatore numero 9, Andrea Ruzza, se non è il centrale, era lo schiacciatore di banda 4. Ancora Tommaso Mazzola al servizio, 1-0 per Volley Veneto Benacus. 2-0. Protesta il pubblico, ma la palla secondo l'arbitro era dentro. Ancora Volley Veneto al servizio. Ancora Tommaso Mazzola, 2-0 per Volley Veneto Benacus. Ancora Mazzola al servizio, palla nel campo di Thiene che può attaccare. 2-1, attacco in posto 4 del giocatore numero 48 Meggiolaro, e cambio palla al servizio Thiene Padova. Mazzola, la palla free ball nel campo. 3-2 pari. Ace, pessima riflessione al momento. 3-2. 2 pari. Problema col tabellone, ecco, ho aggiornato 2 pari.
ancora Mazzola, Tarocco mette giù la palla da posto 4, bel diagonale che non lascia scampo agli avversari. Tommaso Albrigo fuori dal campo per il suo servizio. Buona la ricezione di Padova. De Giorgio. De Giorgio sbaglia la diagonale. 3 pari. Errore in ricezione, 4-3 per la squadra ospite. Errore in ricezione di Volley Veneto, ancora Padova al servizio, 4-3 per la formazione ospite, che è avanti di 1. Questa volta De Giorgio mette giù la palla della parità, 4 pari. È servizio proprio l'autore di questo punto, Davide De Giorgio. Palla ancora Padova dopo il muro. Attacco zona centrale del campo del centrale giocatore numero 9 Ruzza Andrea, che porta a 5 punti per la propria squadra. È proprio l'autore di questo punto che va fuori dai 9 metri. Tarocco, primo tempo di Cristian D'Agostino, 5 pari, 3 equilibrio, tanto per la formazione. Punto per Volley Veneto, Eris di Sotto Tarocco, direttamente dal servizio. L'autore di uno dei più bravi battitori della formazione di Volley Veneto, conferma questo trend, 6-5, ancora Tarocco al servizio. Questa volta la palla esce fuori, 6 pari, di un non nulla. YouTube. Volley Veneto, Veneto. 6 pari. 7-6. Un altro ace, risponde Padova, ace contro ace. I ragazzi di Padova si portano avanti di un punto. Ancora il servizio del giocatore numero 8, Michelon Leonardo, opposto della formazione di Padova. Mazzola, Garrò, Mazzola, 7 pari, ancora equilibrio. Al servizio Cristian D'Agostino. Buona la ricezione di Padova, che ha la possibilità di attaccare da posto 4, muro 2 di contenimento. Tarocco la tira. Pipe di Sacha Tarocco che riceve la palla in difesa, dopodiché Garrò gliela dà per un pipe molto potente, 8-7 per la formazione di casa, avanti di un punto. Dicevamo che è una partita difficile per i ragazzi di Volley Veneto. Padova sta dimostrando in queste prime fasi del campo di essere una squadra molto temibile. Ancora Di Agostini al servizio. Ancora Plot. Attacco del giocatore numero 10, del giocatore Giglio. 4 che pareggia il punto.
tantissimi tifosi provenienti da Padova. Questa sera fa molto piacere vedere il trasporto di Bardolino completamente pieno. Ha schiacciato con il piede la linea, l'abbiamo visto anche noi. Zilio aveva cercato di forzare il pallone, ma ha toccato con il piede la riga dei 9 metri, 9 a 8. Filippo Garrò al servizio. La palla ancora nel campo di Padova. E Giorgio mette la palla in diagonale, 10 a 8, 2-2 per Volley Veneto. Sta cercando il break, la formazione di casa. Garrò al servizio. Il palleggiatore di Volley Veneto che si prepara alla rimessa in gioco. Buona la ricezione di Padova che ha la possibilità di attaccare con l'opposto. Buona difesa di Filippo Garrò, Michele Viola, Davide De Giorgio, grande difesa anche di Padova. Fribo nel campo di Volley Veneto, Michele Viola, Filippo Garrò, Mazzola che la appoggia lateralmente nella zona centrale del campo, dove il centrale, il giocatore numero 6, Bortoletto, non può. 11 a 8. Ancora Garrò. La palla ancora nel campo di Padova. Aveva tentato l'attacco da posto 4. 12 a 8. Time out chiesto da Mister Satellini per la sua squadra quando vede il Volley Veneto cercare l'allungo nel primo set di 4 punti. A 8, ritornano in campo le squadre dopo i 3 secondi di tempo discrezionale chiesto dalla formazione di Padova. Ancora Garrò al servizio, buona la ricezione, possibilità di attacco primo tempo del giocatore numero 6 il centrale Bortoletto che mette giù il pallone del 12 a 9. Cambio palle proprio all'autore del punto Bortoletto che va fuori dal campo per il suo turno di servizio. Sasha Tarocco, Filippo Garrò, primo tempo, Tommaso Albrigo, 13 a 9. Tommaso Mazzola nella rotazione, seconda fase di servizio per Volley Veneto Benacus. Possibilità di attacco ancora per il giocatore numero 8 l'opposto Michelon Leonardo che mette giù un bellissimo pallone, 13 a 10. Padova è lì, è viva, non molla di un centimetro. Al servizio il giocatore numero 3 Giacomo Piovani, capitano in flotta. Ed è Neis, distrazione tra Tommaso Albrigo e Filippo Garrò, palla corta che va a toccare la rete proprio nel posto dove erano posizionati l'opposto, il centrale e il palleggiatore.
palla ancora nel campo di Volle Veneto. De Giorgio mette giù il diagonale del 14-11, risolve una situazione dopo che Sasha Ferropo era stato murato. Sbroglia la matassa Davide De Giorgio, l'opposto. Tommaso Albrigo al servizio. Buona la ricezione di Padova che ha la possibilità di attaccare dal posto 4. Diagonale del giocatore con la maglia numero 10 Zilio Gabriele, che porta a 2 punti di lunghezza la distanza tra le due formazioni, 14-12 in questo vivissimo e bellissimo primo set. Mazzola. Invasione di Davide De Giorgio, 14-13, e Padova è lì. Piovana, il palleggiatore, ancora al servizio. Ancora De Giorgio che risolve ancora la situazione cercando le mani alte del muro, attaccando 2 verso 4, un lungo linea che permette ai ragazzi di Volle Veneto di essere avanti di 2 punti in questo primo set. Palla fuori, 15-14. Al servizio del giocatore numero 9, il centrale Ruzza Andrea. Quindi rientra in campo il giocatore numero 6 Bortoletto nella rotazione del centrale libero. Ancora De Giorgio, ancora De Giorgio, 16-14. Stanno passando dalla sua mano gli attacchi importanti di Volle Veneto Benacus in questo frangente. Ancora Tarocco al servizio, più 2 per Volle Veneto Benacus. Al servizio del giocatore Michelotto. Garrò, Mazzola, la palla nel campo di Padova. Sedici pari. Protestavano i giocatori di Volle Veneto per un tocco a rete, tocco a muro, scusate. L'arbitro non ha visto. Mazzola mette giù la palla da 17-16. Sul cambio palla del servizio di Padova che stava veramente complicando la vita ai difensori di Volle Veneto Benacus. E fuori dal campo va Capitan Cristian De Agostini. Buona la ricezione di Padova che ha la possibilità di attaccare. Bellissimo diagonale, 17 pari. Al servizio del giocatore numero 10, Zilio Gabriele. Mazzola, 18-17, da posto 4, bel diagonale. Più 1 Volle Veneto. Filippo Garrò al servizio. Buona la ricezione di Padova che ha la possibilità di attaccare ancora da questo 4.
la teniamo Michele Viola per De Giorgio. 19-17, bello lungo linea. Pallone dentro il campo, ma comunque era stato toccato anche dal muro. Ancora Filippo Garrò al servizio. Bellissima partita comunque finora, emozionante. Mazzola, Garrò, De Giorgio, ancora con le mani alte del muro, 20-17. Time out dalla panchina di Padova. Mister Saltadini chiama i 30 secondi discrezionali per la seconda volta, 20-17. Noi ne approfittiamo per leggervi le altre partite che ci sono questa sera in programma. Piove a volley con Astra contro Monselice, Cornuda contro Venezia, Nodica Scaligera contro Olimpia e Sefamo contro Bassano, quindi la seconda in classifica. Bassano tecnicamente ha una squadra abbordabile, l'ultima in classifica Sefamo, ancora fanalino di coda a 0 punti, 20-17, ricordiamo 7 punti dividono la capolista da Bassano. Rientrano in campo le due squadre, ancora Filippo Garrò al servizio. Attacco nell'opposto, il muro di Mazzola, 21-17 su numero 1 contro Michelon. Mazzola mette la mano molto invadente e concede alla formazione di casa di andare sul Q4 in questo momento topico del set. Ancora Garrò al servizio. Michele Viola non può nulla sul pallone deviato dal muro a 2, sempre sull'attacco del giocatore Michelon. Rientra in campo intanto il giocatore numero 9 Bruzza, il centrale, per ritornare nei 3 metri. Fuori il giocatore fuori del campo Bortoletto Filippo, pronto al servizio. Michele Viola, Filippo Garrò, ancora De Giorgio, 22-18. Mazzola fuori dai 9 metri. Molto potente il servizio. Molto potente Ace. Ha cercato Giulio con il bagger di recuperare il pallone, ma la palla è andata al di là dell'asta, ha provato con un miracolo Piovà, non c'è riuscito. Ancora 23-18. Pallone fuori, 23-19. Entra Luca Albertini al posto di Tommaso Mazzola. 23-19. Esce Michele Viola, entra Capitan Cristian Agostini, quindi Tommaso Albrigo al servizio, no, entra Gatti per questo turno di servizio al posto di Tommaso Albrigo. Davide Gatti al servizio, centrale per centrale. Stiamo attendendo che il segnapunti
attimo di pausa perché i segnapunti probabilmente non si trova più con chiamo l'arbitro sul 24-19. Ne approfittiamo anche per salutare il presidente Simone Bellinazzi, che questa sera è impegnato in altre faccende, non può assistere qui in diretta la partita, però siamo sicuri che ci sta seguendo con il telefono e sta guardando la diretta YouTube di questa difficilissima partita. Questo 15 giorni, dicevamo, in settimana veramente difficoltosi per Volley Veneto, perché saranno 3 partite che potranno dire la loro in questo campionato. Ecco, sembra essersi risolto tutto quanto. L'arbitro ritorna sul seggiolone del suo posto. Davide Gatti fuori dal servizio. Ecco qua che ha possibilità di mettere in gioco la palla. In float, buona la ricezione. Possibilità di attacco. C'era quasi riuscito Volley Veneto a recuperare il pallone. 20-24 a servizio del giocatore numero, non ho visto, dovrebbe essere il giocatore numero 21 Vincerato. Free ball nel campo di Padova. L'altro attacco nella zona centrale del campo, 24-21, già 2 palloni recuperati da Padova. Vediamo se Adriano Fini chiamerà time out, e così è. Time out chiesto da Adriano Fini. Ancora Vincerato al servizio.
3 minuti di pausa. Eccoci qua, ritorniamo in diretta. Ricordiamo il primo set vinto da Volley Veneto Benacus per il punteggio di 25-23. Una partita finora bellissima da due squadre che stanno giocando a viso aperto. Squadra che sta dimostrando tutto quello che buono avevamo parlato in settimana. Sta facendo vedere una pallavolo. Non ci sono il palleggiatore di Padova, il numero 23 più avanti, pronto per il suo servizio. Primo muro di Tommaso Albrigo, 1-0 per Volley Veneto Benacus. Al servizio Filippo Garrò, palleggiatore di Volley Veneto. Ancora in flotte, buona la ricezione ma la palla, no, errore di Mazzola, uno pari. C'era la possibilità di giocare il pallone, uno pari. Mazzola Tommaso sbaglia clamorosamente, uno pari. Il servizio del giocatore numero 21. C'era nel finale di set, ha fatto tribolare veramente Volley Veneto. La
palla ancora nel campo di Colle Veneto, Michele Viola, serve Giorgio, da posto 4, imprendibile per la difesa avversaria, 2-1. Tommaso Mazzola al servizio. Ace di Mazzola. 2-3-1. E proprio l'autore di questo ace che si riporta fuori dai 9 metri, ovviamente. Mazzola al servizio, potente, ancora sul nastro, buona la ricezione di Padova. Purtroppo Tarocco e Albrigo non riescono a tenere il pallone in campo, concedendo agli avversari il 3-2, servizio al giocatore numero 9. Andrez, il centrale della formazione di Padova. Tarocco, De Giorgio c'è il gruppo a muro. Avevamo visto anche c'è stato il gioco. De Giorgio con questi suoi attacchi che va a cercare le mani alte del muro di Padova. Tommaso Albrigo, il centrale di Colle Veneto Benacus al servizio. Buona la ricezione di Padova che ha la possibilità di attaccare il muro 2 ed è un altro muro di De Agostini e di De Giorgio, ferma la difesa di Padova che resta a guardare un pallone facilmente arpionabile. 5-2. Ancora il Brigo al servizio. Questa volta il pallone del Brigo è ampiamente fuori, 5-3. Servizio il giocatore numero 8. Buona difesa di Tommaso Mazzola. Cristian D'Agostini piazza il muro avversario 8-3. Non ci arrivano i giocatori su un pallone non potentissimo ma molto giocato in diagonale. 6-3 e Davide De Giorgio va fuori dal muro, va fuori dal campo per il suo servizio. Sembrava dentro, invece l'arbitro la chiama fuori. 6-4. Naturalmente noi non siamo nella posizione ideale per vedere, quindi 6-4. Servizio del giocatore numero 10. Silvio, palla fuori. 7-4. Sasha Tarocco. Partita intensissima. Palla nel campo di Colle Veneto. 8-4, stato ancora di Cristian ben servito da Filippo Carrò. 8-4. Carrò ancora il servizio. Più 5 per Colle Veneto Benacus in questo secondo set. Palla corta ed è un'altra volta. 10-4.
time out chiesto dalla panchina di Padova. 30 secondi di pausa. Passati i 30 secondi discrezionali chiesti dalla panchina di Padova del time out sulle 10:04, grazie a due ace consecutivi di Sacca Tarocco. Tornano in campo le due formazioni, ancora Tarocco al servizio, Mazzola, De Agostini e Garrone ai 3 metri, De Giorgio e Michele Viola e Sacca Tarocco nei 6 metri. Questa volta il pallone di Tarocco va fuori, 10-5. Al servizio del centrale il giocatore numero 6, Bortoletto Filippo. Michele Viola, Garrò, De Agostini, su una palla abbastanza telefonata. 10-6, recuperano 2 punti dopo il time out i giocatori di Padova. Deve stare attenta a Volley Veneto, che già nel primo set si era visto recuperare 4 punti nel finale di set. Questa volta il pallone del servizio di Bortoletto fuori abbondantemente. De Agostini, Albrigo, Mazzola e Garrone ai 3 metri, De Agostini, Tarocco, De Giorgio nei 6. Buona la difesa di Padova che ha la possibilità di attaccare. Un bel diagonale dell'opposto del giocatore numero 8, Michelon, che l'ha posto 2, mette giù la palla dell'11-7, ancora meno 4 per i padavini. Servizio del palleggiatore numero 3, Giacomo Piovani. Tarocco, Garrò, Mazzola, cerca le mani del muro 2, scomposto. Il muro di Michelone di Rosa non era messo bene in campo. Mette il diagonale Mazzola, 2-17. E ritorna Filippo Garrò al servizio. Buona la ricezione di Padova che attacca. Era arrivato Michele Viola sul lungolinea del giocatore numero 21 Vincenato, il schiacciatore di Padova che è stato bellissimo cambio. Michele Viola, Filippo Garrò, De Giorgio, pallonetto. Tommaso Mazzola al servizio. L'attacco del giocatore numero 10, Zilio da posto 4, 13-9. Tarocco, buonando difesa di Padova che ha la possibilità di attaccare nel 14-9.
14-9. Tommaso Albrigo fuori dai 9 metri per il suo servizio. Muro alto per Vole Veneto con Tarocco De Agostini e De Giorgio al servizio. Ace di Tommaso Albrigo. Dispiatto il giocatore numero 21 Pinzerato che non ha visto il plot cadere davanti ai suoi piedi. Zona di conflitto tra 5 e 6, classica zona di conflitto. Ancora il Brigo. Invasione. Invasione 16-9. Time out chiesto dalla panchina di Padova. Rientrano in campo dopo i 30 secondi canonici le due formazioni. Ancora Tommaso Albrigo al servizio con Vole Veneto Menacus che cerca l'allungo in questa fase centrale del secondo set. Ricordiamo primo set vinto per i ragazzi di Barlomino per il 25-23, 16-9 il secondo set, una partita comunque difficilissima e intensissima. Buona la ricezione di Padova che attacca Albrigo, la alza per De Giorgio che non può attaccare, la palla nel campo ancora di Padova, free ball. Zona centrale del campo, il centrale numero 6, Borgoletto porta al più il meno 6 per la propria formazione, raggiungendo anche Padova le due cifre, 16-10, al servizio del giocatore Leonardo Michelin. L'opposto della formazione di Padova che si prepara il suo servizio. Pallone altissimo, l'ha presa malissimo il pallone, entra Marco Bellinazzi al posto di Davide De Giorgio per il servizio. Vai Marchetto! Bellinazzi in flot, buona la ricezione di Padova che ha la possibilità di attaccare, la palla è fuori, 17-11, c'era arrivato Michele Viola con il suo bagger, purtroppo la palla è caduta fuori, rientra Davide De Giorgio, ovviamente riesce Marco Bellinazzi, questo turno di servizio. Quando fuori dal campo si appresta a rimettere in gioco il pallone il numero 10, lo schiacciatore Gabriele Zigli. 17-11 il punteggio, 25-23 il primo set. Mazzola, Garro, De Giorgio, la palla nel campo di Padova. 17-12. Vole Veneto è vietato distrarsi perché Padova riprende coraggio ed è veramente difficile poi riuscire a rimettere in gioco il pallone. 17-12. Mazzola, Garro, Tarocco, Murato, 17-13. A 13 tifo indiavolato per il
tifosi accorsi da Padova per vedere i propri beniamini. 17-13. Palla nella rete, aveva cercato la palla corta Gabriele Zeglio buttando la palla nella propria rete per la fortuna dei ragazzi di Valle Veneto Benacus. 18-13, Sacha Tarocco ai servizio. Buona la ricezione del libero di Padova, primo tempo, recuperiamo il pallone. Mazzola, ma ancora la palla in gioco. Mazzola, Garro. Ancora Mazzola, 19-13. Più 6 per Volley Veneto Benacus. Sostituzione in campo del campo di Padova. Esce il giocatore numero 10 Silvio Gabriele, dentro il numero 48 Meggiolaro Giovanni. Schiacciatore per schiacciatore. Questa volta la palla di Tarocco si infila nella rete, 19-14. Tu fai la diretta? C'è scritto qua. Entra anche il giocatore numero 25 Doroban. Pallonetto di Mazzola, 20. Doroban, scusate, ero senza occhiali, non sono riuscito a leggere il cognome. Doroban, 25, entrato in campo. Che porta a 15 punti contro i 20 di Volley Veneto. Al servizio il palleggiatore numero 23 Giacomo. Errore questa volta nella difesa di Volley Veneto e si fa scavalcare da un pallonetto facile. Non interviene il giocatore nei 6 metri e la palla cade comodamente sul parquet. L'avevamo detto, non bisogna assolutamente perdere la concentrazione perché Padova è lì. Grande attacco di Tommaso Albrigo, ben servito da Filippo Garro, 21-16, più 5 per i ragazzi di Volley Veneto. Garro al servizio. La palla nel campo non riescono a recuperare, stavo guardando il campo sotto dove andava. Entra Motterana al posto di Michele Viola, 22-16, fa riposare Michele Viola, mister Adriano Fini, dato che il giocatore è leggermente infortunato al gomito sinistro. Lippo Garro ancora al servizio, 22-16. Bella diagonale, 22-17. Rientra il giocatore numero 10 Silvio Gabriele al posto del numero 48 Meggiolaro. Palla sulla rete, 23-17.
Tommaso Mazzola al servizio. Vai Mazzo, concentrati! Concentrati Mazzo! Pallone abbondantemente fuori, 23-18. Pallone fuori. Vai Dade! Entra Davide Gatti. Al posto di Tommaso Albrigo. 24-18. Turno di servizio di Davide Gatti. Flot. Viene chiamata doppia. Viene chiamata flot in invasione. Finisce il secondo set, 25-18. E due. Ritornano in campo le due formazioni, ricordiamo il punteggio 25-23, 25-18.
Verona Volley Veneto Benacus avanti di 2-7-0, comunque una partita godibilissima e bellissima, nonostante non fatevi ingannare dal punteggio del secondo set, perché comunque Padova ad un certo punto della partita poteva rientrare in campo, qualche errore giovanile di questi giovanissimi atleti padovani può starci, ma veramente una bellissima. Ecco che Tommaso Mazzola al servizio. Tommaso Mazzola, buona ricezione di Padova che ha la possibilità di attaccare. Questa volta l'errore dell'opposto di Etienne, il giocatore numero 8 Michelon, che prende male il pallone e butta ampiamente fuori dal campo la palla che gli avevano dato. Ancora Mazzola, bellissimo questo servizio di Mazzola, a mio parere imprendibile. Meggiolaro è rientrato in campo nel terzo set. 3-0. Ancora difficoltà nella ricezione di questo servizio per i ragazzi di Padova. Ancora Tommaso Mazzola al servizio. Parte un po' male Padova in questo terzo set, sembrano un po' abusare il colpo. Il mister Sabiedin deve chiamare il time out. Rientrano in campo le due squadre, ancora Mazzola, questa volta non forza. L'attacco in diagonale del giocatore numero 21, Pincerato. Palla ancora nel campo di Padova con la possibilità di attacco. Ancora due muri da parte dei veronesi. Questa volta non tiene il pallone Volley Veneto, 4-2. Mazzola alza per Sasha Tarocco, Padova tiene il pallone. E Giorgio mette giù il pallone del 5-2. Tommaso il Brigo al servizio.
giocatore numero 49. Alessandro Pilotto, 6-2 per Volley Veneto Benacucci. Pallone fuori. Sette a 2. Ball nel campo di Padova che ha la possibilità di riattaccare. Ancora la palla nel campo di Padova. Muro che non contiene il pallonetto dell'opposto peruviano, il giocatore numero 8 Michelon. Meglio spettacolo qui alla GSM Forum in questo terzo set, ma tutta la partita è stata molto gradevole. Questi giovani atleti di Padova stanno onorando alla grande il match. Purtroppo, come è successo nel primo set, il giocatore numero 8 prende dall'opposto Michelon, prende male il pallone che va abbondantemente fuori dal campo, concedendo il punto numero 8 per i padroni di casa, più 5 Volley Veneto. Davide De Giorgio al servizio, anche De Giorgio butta fuori abbondantemente il pallone, cercava la diagonale lunga, non l'ha trovata. È fuori dal campo il giocatore numero 21 Vincerato, che ha fatto vedere nel servizio una delle sue doti migliori. Anche lui purtroppo costa tantissimo e sbaglia 9 a 4. Fase di errori al servizio da una parte e dall'altra. Fuori dal campo Sasha Tarocco. Non ci arriva la difesa del numero 21 Vincerato, una palla molto potente quella di Sasha Tarocco. 10 a 4. Sostituzione, esce il numero 8 l'opposto, il giocatore Michelon, ed entra il giocatore numero 10 Silvio Gabriele nel ruolo di opposto. Mazzola, la palla nel campo ancora di Volley Veneto. 11 a 4. Ancora Tarocco al servizio. Fribone nel campo di Volley Veneto. Palla facile adesso da accompagnata. 11 a 5. Viene chiamata accompagnata ai ragazzi di Volley Veneto Benacucci. 11 a 5. Ne approfitta subito Padova per portarsi sull'11 a 6. Nell'esatto momento in cui la formazione veronese si distrae un attimo, subito Padova ne approfitta. Non bisogna assolutamente lasciare nulla al caso. Il numero 49 al servizio ha messo in difficoltà Tommaso Mazzola, pilota Alessandro in questo float. Michele Viola, Ferro, Mazzola, la palla comunque nel campo di Padova che ha la possibilità di attaccare. Il pallone di Padova di
Adesso sono galvanizzati i ragazzi di Padova. Si portano a -4, vediamo se Adriano Finn chiamerà il time out. Ripeto, Padova penalty strike. Tarocco, Garro, primo tempo di Cristian D'Agostini, che butta le mani del numero 2. Aveva intercettato il pallone Dormanti, ma purtroppo per lui la palla gli è caduta dietro le spalle. 2-17. Cristian D'Agostini a servizio. Palla a rete 12-8. Il flot di Cristian D'Agostini che chiede scusa alla squadra. Al servizio Rinaldi Simone. Mazzola, Carro. 12-10, 12-9. Padova recupera 3 punti, come avevamo detto, non dobbiamo assolutamente. 12-9. Garro. Giorgio che cerca la mano potente del muro 2, la mano esterna dei ragazzi nel muro 2, posto 4 avversario, e porta a 13 punti contro i 9 avversari. Bel tifo questa sera, veramente intenso da entrambe le parti, da entrambe le formazioni, molto bello sentire il palazzetto di fare possibilità di attacco. Questa volta il muro di De Giorgio e Tommaso Aldrigo è efficace, 14-9 sull'attacco del giocatore numero 10 che aveva Cerzilio, che aveva cercato l'attacco in posto 4. 14-9 si riporta a più 5. Poi Veneto Venacus, ancora Filippo Garro al servizio. Aveva cercato De Giorgio con un piede di recuperare il pallone, non c'è riuscito. Errore di Tommaso Aldrigo, 14-11. Nell'esatto momento in cui Padova con il flot mette in difficoltà la difesa veronese, Padova subito si riporta sotto. 48 Meggiolaro Giovanni al servizio, questa volta Meggiolaro butta su Giolaro, butta all'ortiche il pallone del possibile -2 e invece il pallone del -4, 15-11. Tommaso Mazzola al servizio. Di Mazzola, 15-12. Terzo set molto più peloso rispetto agli altri due. Padova al servizio, in flot, Cialcia Tarocco. Garro, primo tempo di Tommaso Aldrigo. Grande difesa di Padova che regala un free ball nel campo di Padova, buttando alle ortiche con un bagger facilissimo. Il pallone dall'altra parte, il giocatore numero 25, Doro Bantu, non doveva fare altro che buttare il pallone fuori dal campo. Il centrale della formazione padovana invece ha buttato il pallone fuori dal campo, concedendo a Volley Veneto Venacus il +4, 16-12. Ancora entra Davide Gatti. Al posto di Tommaso Aldrigo nel turno di servizio.
campo il posto 4 del giocatore numero 49, se non erro. Non ho visto che è stato l'attacco, comunque da posto 4 di Padova, 16-13. Grande difesa sulla diagonale di 16-14 e si alza in piedi il pubblico di Fede Padovana. Vediamo se infatti mister Adriano Pin chiama subito time out. Una partita intensissima e bellissima. 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni con il schiacciatore, il giocatore numero 10, Gabriele Zizzo al servizio, Mazzola, Garro, che Mazzola, Tarocco, volevo dire Tarocco ha ricevuto, si è fatto dare il pallone da Filippo Garrone, ha messo giù in diagonale corto e porta più 3 la formazione veronese 17-14. Partita bellissima e intensissima. Davide De Giorgio fuori dal campo sul 17-14. Flauto di De Giorgio, la palla aperta fuori di almeno 30 cm, 17-15. E fuori dal campo, purtroppo per Volley Veneto va il giocatore Pincellato che ha messo tante volte in difficoltà la difesa veronese con il suo servizio. Ancora nel campo di Volley Veneto. Primo nel campo di Volley Veneto, Michele Viola. Garro. Questa volta Tarocco, 18-15. Metto più il diagonale. Purtroppo il numero di avversario non può contenere il secondo attacco del schiacciatore veronese. Il primo che era stato recuperato nel diagonale, il secondo non è riuscito la difesa di Padova a tenerlo, è proprio l'autore del tutto fuori dal campo. Ed è un altro ace, 19-15. Tarocco con il suo servizio. Time out chiesto dalla panchina di Padova. 30 secondi di pausa. Ancora Tarocco al servizio. Stavolta la palla cade sulla rete, 19-16. Padova è ancora lì, attaccata. Esce dal campo il numero 48. Il centrale, aspetta, il 49, il centrale Alessandro Pilotto. Viola, Garro. Cristian De Agostini, 20-16. Esce De Agostini ed entra Belinazzi nel turno di servizio. Cerca di scombinare le carte.
Buona la ricezione di Padova che attacca. Grande difesa di Bellinassi, Filippo Garrò per Mazzola che porta 21-16. Possibilità di attacco, ancora Bellinassi, purtroppo il suo bagger non può essere utilizzato dai propri compagni. Rientra Michele Viola in campo. Tarocco, Garrò. Una volta il diagonale di Giorgio va a toccare il nastro e quindi si porta fuori dal campo. 21-18, ancora meno 3. Tarocco, Michele Viola, Mazzola, grande free ball nel campo di Volle Veneto. Possibilità di attacco. È il muro di Tommaso Mazzola e di Davide Agatti è preciso. 22-18 sull'attacco in posto 2. Romana, 22-18. Partita intensissima, ogni punto è veramente una sofferenza da entrambe le parti, grande difesa. 22-18, si fa sentire il tifo padovano, bellissimo, bellissimo un palazzetto così. Garrò, buona la ricezione, possibilità di attacco. Michele Viola, Garrò, primo tempo di Gatti, ma la palla ancora in attacco. Tarocco, Garrò, De Giorgio, sostituzione. Servizio Filippo Garrò, pallone abbondantemente fuori, 23-19. Al servizio del giocatore numero 48 Meggiolaro Giovanni. Michele Viola, Garrò, primo tempo, grande difesa di Padova, la palla ancora nel campo di Padova. Pallonetto, Tarocco, Garrò, De Giorgio, tocca malissimo il pallone, 23-20. Ancora Meggiolaro al servizio di questa intensissima, interminabile e bellissima partita. Michele Viola. Viene chiamata invasione a Davide Gatti, 23-21. Rientra ancora Padova al servizio. Michele Viola, Filippo Garrò, Mazzola. È proprio l'autore del punto che va fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. Mazzola, palla sulla rete,
Rocco, di gioco. Non sapeva tirare il punto. Non sapeva tirare il punto, ma falla ripetere allora. Dai, vergognosa questa. 25-22, finisce la partita. (25-22), allora ricordiamo il punteggio 3-0, la partita difficilissima e bellissima. 25-23, 25-18, 25-22, partita Palma, il Volley Veneto Benacus porta a casa la partita numero 18. E 18 vittorie consecutive, 54 punti, prima in classifica. Sabato prossimo si va a Venezia, noi saremo sempre in diretta per raccontarvi le gesta dei ragazzi di Adriano Fini. Buona serata e ci risentiamo per la prossima partita di Volley Veneto Benacus.